God Save the Wine finalmente a Roma, abbiamo portato tante aziende da tutta Italia, ma ci piace portare avanti la Toscana. Qui siamo nel cuore del Chianti Classico, Castelnuovo Belardenga, sotto zona Vagliagli, so che ci tenete a specificarlo. E come sta andando, Diletta, la vendemmia 2020, tanto attesa, speriamo non ci sia troppa uva ma che sia buona, no? Ecco, voi come la state vivendo e cosa sta succedendo nel vigneto? Devo dire che l'annata 2020 promette molto bene, sperando che sia un'annata migliore di quella che è stata oltre alla situazione della vendemmia. Ci vuole poco ma non gufiamo. Abbiamo iniziato l'altra settimana con i Merlot e siamo abbastanza avanti con le maturazioni, abbiamo atteso qualche giorno ancora per continuare, quindi abbiamo per ora vendemmiato le vigne di Merlot esposte a sud praticamente. Esatto. E da questa settimana poi abbiamo ripreso e percorreremo poi fino a fine ottobre praticamente. Quindi anche Sangiovese se ne parla fra un paio di settimane. Sì, esatto, le analisi promettono già molto bene, hanno già un bel livello di acidità, un bel grado alcolico e sicuramente nelle prossime settimane andremo poi col Sangiovese. Quello che stiamo assaggiando adesso è questo Chianti Classico, il Chianti Classico d'ingresso, la tenuta del Valle Nuova, che vi permette di capire un po' questo territorio molto ricco, molto fruttato, ma che ha sempre questo tannino un po' polveroso, pacato, che lo rende veramente divertente da abbinare ai piatti, come tutti i Chianti Classico che si rispettano. E invece come abbinamento oggi ci avevi portato una cosa un po' particolare, che non si trova spesso, perlomeno in Italia. Esatto, mi discosto un po' dal solito perché normalmente andiamo ad abbinare il Chianti Classico o comunque anche i nostri altri GT con piatti a base di carne o comunque carni che possono essere speziate o comunque alla griglia. Il cinghiale, esatto. Famoso. In questo caso mi discosto un po' dal solito abbinamento proponendovi il nostro picco nero che è un 65% di Merlot con Cabernet Franc e l'abbinerei molto volentieri con il cioccolato perché è un abbinamento secondo me fantastico. Allora, intanto, aspetta, scusami, stasera svengo, quindi ti chiedo di metterlo. Vai. Quindi il picco nero è uno dei vini, insomma, il vostro vino più importante, quindi ecco. Esatto, il nostro vino di vitigni è un 65% di Merlot con Cabernet Franc e fa un affinamento di all'incirca 24 mesi in barrique. Quindi è un taglio. Oggi siete fuori con la 15, no? 15, esatto. Quindi ecco un vino che effettivamente unisce questa territorialità della Belardenga con quella che è un po' la vocazione all'export. Sappiamo che insomma Tollaini da poco ci ha lasciato il fondatore, ma la sua moglie prosegue questo grande lavoro di promozione del vino italiano all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Questo è un vino veramente che non è facile a farlo perché spesso si lavora col Cabernet e col Merlot e si sente solo Cabernet e Merlot, invece qui è bello perché si sente comunque il Chianti Classico, comunque la Belardenga, e però si abbina col cioccolato. Effettivamente mi piace perché si arriva in fondo passo, c'è sempre vini dolci, invece perché no divertirsi come questo. Buona idea, visto che si va verso l'autunno. Esatto. Grazie. Grazie a voi.